Il direttore e il gestore del Lido della base addestrativa di Quartu Sant'Elena hanno coordinato l'intervento dimostrativo dei nuclei subacqueo, cinofilo, motociclistico e le gazzelle del NOR, nucleo operativo radiomobile, interagendo con i piccoli ospiti in una chiave divulgativa di prevenzione e didattica. La giornata di oggi è la naturale prosecuzione di quelli che sono gli incontri dei bambini con i carabinieri che vengono tenuti presso le scuole, così come vuole il protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Proseguiamo questo tipo di attività anche durante l'estate, quindi ci portiamo presso i campi estivi e portiamo quello che è la cultura della legalità, la prossimità alle istituzioni, il far sentire ai bambini che non sono soli e che hanno nell'Arma dei Carabinieri e nelle istituzioni una mano tesa per aiutarli. La cosa più importante è appunto che i bambini si avvicinino alle istituzioni e siano consapevoli che comunque sono tutelati, perché noi rivolgiamo la nostra attenzione soprattutto a quelle che sono le fasce deboli, quindi bambini, donne, anziani. In particolare per quanto riguarda gli anziani è in corso anche una campagna molto importante che riguarda le truffe agli anziani che ultimamente stanno subendo un incremento. E in questa occasione parleremo anche ai bambini di queste truffe delle quali possono essere vittime i loro nonni. Perché? Perché tra bambini e anziani c'è un dialogo molto forte, un affetto molto che viene proprio naturale, è un ascolto che i nonni danno ai loro nipotini e quindi i loro nipotini possono in un certo senso mettere in guardia i loro nonni dalle truffe che stanno avvenendo sul territorio. E da parte nostra c'è tutta la disponibilità ad ascoltarli e a dare il nostro contributo per una società migliore.